Si conclude oggi l'anno di servizio civile universale che ha visto impegnati 33 operatori volontari all'interno di molti servizi socio-educativi dell'ULSS 9 Scaligera. I ragazzi hanno realizzato un video per raccontare la loro esperienza. La pandemia non li ha fermati, anzi sono stati tanti i ragazzi e le ragazze che anche nel 2020 hanno scelto di vivere l'esperienza del servizio civile anche all'interno della sanità, aderendo ai progetti dell'ULSS 9 Scaligera. Un'occasione di formazione e crescita personale e professionale per tanti giovani che al termine dei mesi di servizio hanno deciso di raccontarla ai loro coetanei in un videoclip. L'aiuto anche nelle piccole cose come la spesa o i buoni pasto è stato un momento per essere vicino a chi ne aveva più bisogno. L'esperienza con gli anziani è stato bellissimo perché anche se all'inizio sembrano molto insicuri che qualcuno li voglia davvero aiutare, pian piano ti fanno capire che loro vogliono che tu sia lì. L'esperienza di servizio civile che mi porterò dietro è quella con i ragazzi di Chef, un gruppo di persone che hanno diverse abilità e che per la prima volta sono loro ad accoglierci nelle loro attività e nelle loro cene. Il loro motto è quello di non vergognarsi di nulla. Ho imparato a organizzarmi, ho imparato ad assumermi delle responsabilità che prima del servizio civile non mi sono mai assunto. Mentre prima magari pensavo a me al negativo, quindi sempre col non davanti, adesso ci penso in positivo, quindi so cosa voglio fare, so chi voglio essere. Il bando per il servizio civile nazionale del 2021 è aperto, l'ULSS 9 cerca 58 operatori volontari. I candidati hanno tempo fino all'8 febbraio per presentare domanda online, accedendo alla piattaforma domandaonline.serviziocivile.it e inserendo le proprie credenziali SPID. Ti fa sentire che il mondo ha bisogno di te, che è la verità alla fine, però ogni tanto viene un po' da dimenticarselo, no?